circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Buongiorno cara Sveva. Allora oggi dobbiamo parlare innanzitutto di tre morti illustri. Spiace sempre iniziare in maniera macabra, ma sicuramente Gene Hackman, Roberta Flack, la cantante e pianista, ma soprattutto il nostro incommensurabile Gianni Pettenati, che è passato piacentino, che è passato a miglior vita, una vita che lui così vedeva in una dimensione colorata. Ricorderete tutti Bandiera Gialla. Ma oggi parliamo anche di Manzoni, come si evince dal promo, perché Don Lisander, Alessandro Manzoni, era un esoterista. È clamoroso, no? Anno dopo anno si stanno smontando i miti perfino del cattolicesimo illustre, letterario, filosofico, artistico. Pensate a Dante Alighieri, che è stato riletto in chiave esoterica, la Divina Commedia. Pensate ovviamente a Leonardo da Vinci, la cui meraviglia che possiamo ammirare tutti a Milano, il grande capolavoro del Cenacolo, è stato rivisto in una chiave anche qui nettamente esoterica, grazie a Dan Brown. E ora è la volta di Don Lisander, Alessandro Manzoni. Manzoni non era soltanto un cristiano in senso liberale e tradizionale, tutto da vedersi, ne abbiamo già parlato, ma aveva delle conoscenze probabilmente di natura alchimica ed esoterica. A queste conclusioni è arrivato Sebastiano Brocchi con uno studio proprio sui due protagonisti, Renzo e Lucia. Poi abbiamo una mostra importante a Palazzo Reale a Milano di Leonor Fini, italo-argentina, pittrice straordinaria, morta una trentina o quarantina d'anni fa, che ora era già stata a Milano in vita, diremo così, ora diciamo in chiave postuma raccoglie l'ovazione attraverso delle pitture, dei quadri sia di visi femminili che di altri personaggi assolutamente affascinanti a Palazzo Reale, appena partita la mostra, e finirà a giugno. Poi nella seconda parte parliamo anche di un argomento che io oso affrontare in termini culturali. Avrete sentito nei giorni scorsi, oltre diciamo così alla sacrosanta liturgia sul Papa semimorente, anche la questione, la querela relativa ai Maranza. I Maranza sarebbero dei gruppi di persone prevalentemente di origine africana, disposti ora a una vera e propria guerra nei confronti del mondo italiano, italiota, e hanno proclamato, soprattutto attraverso i social, ma non solo, una sorta di discesa al sud, ecco, che avrebbe portato da oggi, dal 1° marzo, una sfida pesante nei confronti del mondo meridionale che secondo i Maranza farebbe fatica ad assimilarsi alla loro volontà e ai loro costumi, molto di più del nord. Naturalmente questa guerra bisogna vedere se da virtuale diventa reale, ma sia adatta ad una riflessione che spero sia stimolante da parte mia, tenuto conto che viviamo in un'epoca in cui si passa dal virtuale più spinto a delle guasconate che rischiano davvero di generare troppa violenza. Ma adesso ci ritorniamo. Allora, Gene Hackman è stato ritrovato assieme alla cara mogliettina di 30 e più anni giovane di lui,
che assieme in una macabra, ecco, in una situazione più che macabra, cioè morti da giorni, non si sa bene per quale motivo, se per omicidio, suicidio, fuga di gas, si sta indagando. È uno degli ennesimi delitti della Hollywood bene, che sta passando un periodo negativissimo. Un mese fa il grande incendio che ha distrutto alcune ville di attori famosi e tante altre cose che sono successe nel frattempo a demistificare questo mito. Peraltro ricordate Satana Manson, che aveva operato nella sua tragica volontà di morte proprio Hollywood. Ricorderete tutto quello che è successo per altri attori e attrici importanti che sono morte o in solitudine in quel famoso Sunset Boulevard, Viale del Tramonto, che è la strada principale di Hollywood, ma poi tantissimi altri casi appunto che manifestano quanto consista in una marcescenza progressiva questo mondo dorato che ancora in qualche modo non vuole scomparire. Gene Hackman è stato un grandissimo personaggio corporalmente imponente, era arrivato appunto a un'età già molto avanzata, comunque in condizioni di buona salute pare, e aveva speso delle opere e delle prestazioni eccezionali. Mi viene in mente soprattutto La Conversazione. La Conversazione è uno dei film più amabili della storia del cinema americano, dove lui riesce a imporsi attraverso le parole. In altri, diciamo, il suo ruolo è stato più, non dico violento, ma sicuramente dinamico. Però, ecco, la figura già, le physique du rôle, come dicono i francesi, gli permetteva di imporsi assieme ad alcuni suoi coetanei che ancora oggi campeggiano in maniera eccezionale nel cinema americano. Eterni attori che, se non succede niente, come purtroppo è accaduto a Gene Hackman, di tragico, potranno arrivare a centinaia d'anni di età. Un'altra americana è Roberta Flack. Roberta Flack ha cantato appunto Chiamami dolcemente, una delle canzoni più belle che non oso tradurre in inglese per mia imperfetta pronuncia, ma che sicuramente ha conquistato il cuore di tutto il mondo. Roberta Flack è stata una delle interpreti di colore più interessanti della storia della canzone, misto praticamente di jazz, di pop, in una dimensione che ha sfiorato anche la disco dance, ma che sicuramente si impone rispetto a tantissime altre sue colleghe per una personalità straordinaria. Certo, il cordoglio più grande di questi ultimi giorni rimane per il nostro Gianni Pettenati. Carissimo Gianni. Era verso la fine, la seconda metà degli anni 60, quando viene lanciata una canzone, ne aveva già cantate 2 o 3, arrivata alla quarta è stato boom. Siamo nel 66-67, proprio in quel passaggio d'epoca che precede il cosiddetto 68 e che in Italia si fa notare soprattutto nella musica leggera, per un piglio inedito, abbastanza aggressivo, che rivendica maggiore libertà ai giovani. Erano gli anni in cui Gianni Morandi sfidava Claudio Villa, ritenuto anziano, impacciato, gaglioffo, a suon di Non son degno di te. Ecco, in quel momento Gianni Pettenati, piacentino, riesce a sdoganare una ulteriore fetta di pubblico che era rappresentata contemporaneamente anche da una trasmissione che si chiamava come la canzone, Bandiera Gialla, di Renzo Arbore. Un primo Renzo Arbore meno votato all'ironia e più insomma al dialogo con i giovani in senso lato. Bandiera Gialla è la bandiera dei pirati, nel senso che c'era allora, vedete come è cambiata la società, un'istanza di contestazione che passava attraverso comportamenti che ovviamente erano vietati e che diventavano usuali fra i giovani per sfidare diciamo i cosiddetti Matusa, tutti i termini che ora non si usano più.
Io più che un Matusa per Gianni di allora potrei essere un dinosauro, però in Matusa, che erano già i quarantenni, cinquantenni, per i giovani ventenni di allora, dovevano essere sconfitti a suon di musica, a suon di musica. Niente armi, anzi, se vi ricordate, i giganti cantavano mettete dei fiori nei vostri cannoni, che meraviglia, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Bandiera gialla, qui si balla e c'è una voglia di essere felici e contenti che va al di là delle regole, delle norme, del vietare continuo che veniva dall'alto e da parte delle persone più anziane. Gianni Pettenati, guascone e al tempo stesso galantuomo nell'imporsi in questo contesto e far scatenare, soprattutto d'estate, verso la fine degli anni 60, questa gioventù in cerca di libertà fondamentalmente. Ma Gianni Pettenati è stato il cantore, uno dei cantori principali della libertà, perché dopo la bandiera gialla ha scelto la bandiera verde, è stato anche candidato per il leghismo. Vedete, io non vorrei perdere dei minuti preziosi per tentare di rispiegare alla mia maniera il senso più profondo del leghismo. Il leghismo non è qualcosa che è legato per forza soltanto a un territorio anziché a un altro, al nord anziché al sud, eccetera. Non è qualcosa che, diciamo così, si pone in ostilità a tutto quello che è straniero. Il leghismo non è qualcosa che reprime delle istanze salvifiche sul piano della libertà e della crescita economica, morale, sociale e culturale. Questa radio lo sta a dimostrare. Il leghismo è la voce più autentica della libertà. È la voce di chi, partendo dal basso, partendo appunto dalle nostre terre, da tutte le nostre terre, o se vogliamo da tutte le terre dell'universo, perfino quelle di Marte e di Giove, chiede a gran lunga di poter esprimere la propria identità. Gianni Pettenati, non a caso appunto, diventa uno dei protagonisti negli anni 10 del leghismo ligure, perché aveva come buon ritiro, vero, non lontanissimo ma non vicinissimo alla sua Piacenza d'origine, Emiliano, aveva Albenga come località prescelta, ottima scelta, perché Albenga è una cittadina turrita di fascino straordinario. E l'adesione al leghismo appunto non è casuale, nella misura in cui queste bandiere di libertà, è uscito anche un libro importante qualche anno fa, ad opera non a caso di un aderente di un intellettuale leghista, ebbene, che poi è stato rifatto recentemente da un altro intellettuale, spero che poi presto l'avremo ai nostri microfoni, che parla proprio delle bandiere particolari che sono nazionali ma che sono anche regionali, che sono identitari, che sono comunali, che sono comunque riferiti a un gruppo di persone che chiede più libertà in nome della loro identità. Ed è bellissimo pensare che Pettenati abbia fatto della canzone, del ballo, il senso ultimo della sua vita, della sua volontà di vivere, della volontà di vivere, della volontà di amare. Un'altra canzone si chiamava La Rivoluzione e il senso ultimo di questa canzone pettenatiana, perché poi purtroppo la sua stella scolorì presto nel corso degli anni 70, era proprio legata al concetto molto importante di allora, ma che, guardate un po', si lega anch'esso al messaggio più autentico del federalismo, cioè quello appunto dell'amore, cioè del fatto che, come cantava in quest'altra canzone, bisogna riuscire a fare l'unica rivoluzione praticabile
non utopistica, che è quella dell'amore. Ma l'amore è innanzitutto l'amore per la propria comunità, a cui può seguire, se irrobustita e irrorata, al punto giusto, l'amore per le altre comunità che vengono riconosciute amabili proprio nel nome delle loro specifiche identità. Quindi è morto uno dei nostri. Gianni si era portato dietro per tutta la vita questo sogno meraviglioso e questa capacità di parlare al profondo del nostro cuore, naturalmente. E anche in tempi in cui al posto dell'amore e al posto della libertà c'è stata la guerra. Varie guerre che hanno contrassegnato, essendo lui morto quasi 80 anni, l'intera sua esistenza, non la guerra mondiale, ma sicuramente una serie di guerre che sono arrivate fino appunto alle ultime che conosciamo. Giusto pertanto il grande saluto che è stato fatto anche dal più noto dei politici leghisti all'ultimo viaggio che appunto ha vissuto il nostro Gianni. Quintessenza, devo dire, in questo caso di padanità, ma in altri casi sono passati a miglior vita personaggi anche del sud o di altre zone del mondo che però hanno saputo esprimere comunque nella stessa misura, nella stessa forma, questa forza, ecco, quasi rivoluzionaria, abbiamo detto, della libertà identitaria. Ecco. Gianni ci ha creduto sempre, al punto, secondo me, è una mia interpretazione, di pagare scotto, proprio perché si facevano fatica i vari imprenditori dello spettacolo a riconoscerlo come rappresentante del mainstream. Ecco, e quindi cioè, per quanto poi fino alla fine lui ebbe modo di fare serate interessanti e importanti sulla base delle sue qualità, però appunto non poteva più rimanere sull'onda come da giovane questo valorosissimo piacentino. Ma fortunatamente esiste Radio Libertà, che già in altre occasioni ho sentito da parte di colleghi, e ora è la mia volta. Salutano, abbracciano, che la terra sia lieve a Gianni. Ecco, Piacenza è rimasta nel tuo cuore, ovviamente si è aggiunta a Albenga, la Turrita che guarda il Mediterraneo alzando sempre, per sempre, la bandiera gialla e la bandiera verde, che sono i colori più belli dell'universo. Alessandro Manzoni, Don Lisander, mamma mia. Ma ci pensate che cosa sta succedendo? Non sono cose irrilevanti. Dopo il 2000, dei personaggi molto noti della storia letteraria e artistica italiana vengono riscoperti e riletti in una chiave completamente diversa. Da prima è il caso di Dante Alighieri, che sì, certo, ha scritto quello che è uno dei referenti strutturali più importanti del cristianesimo, la divisione dell'aldilà in inferno, paradiso e purgatorio, al netto di come c'è personaggi poi di cui non facciamo nome hanno voluto reinterpretarlo, che è discutibile anche sul piano canoro o attoriale, ma sicuramente si è diffusa negli ultimi 30-40 anni l'interpretazione esoterica di Dante Alighieri. Cioè Dante Alighieri non era solo un cristiano in senso tradizionale, era anche un cultore di scienze occulte, attraverso quella che si ritiene essere una setta, brutta parola, in realtà insomma un gruppo associato di eletti chiamati i Fedeli d'Amore, i Fedeli d'Amore operanti anche nella Firenze del Trecento. Dopo è stata la volta di Leonardo da Vinci, che attraverso il Codice da Vinci di Dan Brown, ma non solo, è stato rivisto e riletto come anticipatore addirittura di una visione femminile della cristianità e quindi anche di tutta la nuova ondata del nuovo femminismo.
Perché vedete, non si possono dissociare degli eventi strutturali a livello politico, economico e di costume da quello che nel mondo dell'arte e della letteratura viene prodotto. A volte il mondo letterario, sia sul piano della saggistica sia sul piano della narrativa, riesce in tutto il mondo a prevedere, a preconizzare lo sviluppo di una certa nuova interpretazione, ma soprattutto a lanciare un nuovo costume, un nuovo modo di essere, un nuovo modo di fare. Facciamoci una domanda: sarebbe mai nata e cresciuta la nuova ondata, non dico gender fluid, che è eccessivo, ma insomma di nuovo femminismo, se Dan Brown non avesse scritto e avesse avuto un enorme successo col Codice da Vinci? E lì vi ricordo, en passant, ne avevamo già parlato in altre trasmissioni, che la figura di Giovanni viene addirittura letta come una figura femminile all'interno del cenacolo. Ragazzi, adesso è la volta, ma no, ma non ci credo neanche. Don Lisander, Alessandro Manzoni, il più grande letterato lombardo e presumibilmente italiano dopo Dante Alighieri, e soprattutto vate del mondo moderno, ma indubbiamente incancrenitosi attraverso l'interpretazione che è stata data dei Promessi Sposi, che certamente ha fatto passare anche a scuola ai giovanissimi, anche se lo si fa sempre meno, Manzoni, ve l'assicuro, ma lo si fa ancora, l'immagine di una comunità, quella lecchese, legata a un passato maschilista. Adesso facciamo la pausa, facciamo la pausa, ci sentiamo dopo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A te la linea, Andrea. Grazie. In genere e giustificatamente la visione che i ragazzi di oggi hanno del testo più famoso del Manzoni, I Promessi Sposi, è quella di un mondo molto e forse troppo tradizionalista, basato sul lavoro, su una forma così pur larvata di sottomissione della donna all'uomo e di tutta una serie di valori che così appartengono a una visione della civiltà che appare oramai superata. Adesso noi scopriamo, attraverso questo studioso, Sebastiano Brocchi, che ha dedicato moltissimo tempo, come ci ragguaglia la rivista Freedom, Oltre il confine, ultimo numero, interessante anche perché parla di carnevale, ma sul carnevale ritorneremo lunedì.
Brocchi spiega che Manzoni si è rifatto ad uno dei maggiori testi alchemici di tutti i tempi, Le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz del 1459, scritto addirittura dal fondatore del movimento esoterico dei Rosacroce. Ma caspiterina, ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Di uno dei massimi autori ritenuti appartenenti al mondo cattolico. Allora è probabile che anche lui, come Dante e come altri, oltre a Leonardo naturalmente, fossero a conoscenza di questi testi esoterici che parlavano di alchimia, di astrologia, di simbologia, di tradizione non propriamente cristiana o di un esoterismo cristiano. E come suggerisce l'articolo su Freedom, indubbiamente la crisi del Manzoni, proprio come la crisi del Dante, no? C'è un parallelo straordinario, aveva portato a rimeditare tutto. Dice, seguirono alla prima fortunata pubblicazione dei Promessi Sposi degli anni durissimi, poi dopo ci sarà l'ultima edizione, ma tra la prima e l'ultima degli anni durissimi, segnati dal lutti familiare. Morirono la moglie Enrichetta, la prediletta primogenita Giulia, sposata con Massimo d'Azeglio, siamo nel pieno dell'Ottocento, e un'altra figlia Cristina, e infine l'amata madre. Questa crisi avrebbe indotto il Manzoni segretamente ad interessarsi di esoterismo e ad interessarsi in maniera tale da riuscire a riscrivere nell'edizione definitiva dei Promessi Sposi una storia che parlasse di simboli più che di realtà. Lucia e Renzo richiamano la luna e il sole, il mercurio e lo zolfo, l'acqua e il fuoco. Ma il progetto nuziale è ostacolato proprio da quel Don Rodrigo che incarna l'ego inferiore e lo zolfo putrescente. Voi capite bene che stiamo parlando di una visione del mondo che non è anticristiana, ma che viene condotta su dei binari paralleli che parlano un linguaggio diverso rispetto a quello della Bibbia e del Vangelo. Quindi, secondo questa ipotesi straordinariamente inedita e francamente traumatizzante, il Manzoni avrebbe svolto una forte meditazione interiore e un recupero di quei valori che forse conosceva in parte già da giovinetto, ma che aveva respinto dopo il famoso sposalizio con Enrichetta Blondei, in via di una conversione profonda, che non fu solo quella di Enrichetta, ma anche la propria a una sorta di cristianesimo più tradizionale. Vedete, la verità prima o poi viene fuori. E non si tratta di zizzania, perché la ricerca è proprio sul binario della libertà, di capire, di vedere, di studiare. Non siamo dei monoliti, nessuno di noi è un monolito, nessuno di noi che parliamo qua a Radio Libertà o che ascoltiamo a Radio Libertà è un monolito. Siamo un insieme complesso, caleidoscopico di idee, di forze, di volontà, di gusti, di apprendimenti, e così lo era anche Alessandro Manzoni, che nel suo carattere schivo, introverso, fagocitava dentro di sé tante di quelle idee, tanti di quegli approfondimenti, tante di quelle impressioni che
troviamo legittimo il recupero di questa lettura da parte dello studioso che abbiamo citato, Sebastiano Brocchi. E giustamente l'articolo poi cita anche Leonardo come anticipatore di queste intuizioni alchemico-simbolico-esoteriche attraverso la Gioconda, quindi non solo attraverso il cenacolo, come vi dicevo effettivamente prima. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Mi capite? Cioè una rilettura esoterica, paradossalmente, anche se presenta moltissimi rischi, questo è chiaro, sono il primo ad avvertirli, può risdoganare il Manzoni, farlo riapparire interessante agli occhi di qualcuno che non credeva più in quei valori, mi capite, che aveva rappresentato per tanti lustri Don Lisander. Magari uno spunto anche per rivedere una certa lombardità, perché no? E il suo rifiuto magari di proseguire su questa linea andando a sciacquare i panni Arno è anche un omaggio, chissà, all'esoterismo di Dante Alighieri, che lui magari aveva anche scoperto. Si aprono mondi inaspettati. Staremo davvero a vedere. La mostra di Leonor Fini è stata una grande artista italo-argentina, Palazzo Reale dal 26 febbraio fino al 13 giugno, sono presenti la maggior parte delle sue opere, è stata una donna eccezionale, vedete che si stanno anche qui riscoprendo tantissime donne pittrici. Radio Libertà ha il coraggio di dire questa cosa, che la donna è stata un genio da sempre, in filosofia, in arte, in letteratura. E noi saremmo i conservatori, noi federalisti, noi leghisti saremmo i conservatori, siamo gli unici che abbiamo il coraggio di dire questo. Andate a vedere la mostra di Leonor Fini e avrete di fronte a Palazzo Reale la bellezza artistica al femminile, la capacità di capire i personaggi che vengono rappresentati con una grandissima intuizione da parte di questa vera poetessa del pennello, che è stata Leonor Fini. Amava il figurativo, ma era un figurativo evoluto, moderno, a tratti postmoderno, dove appunto la dimensione psicologica, grazie anche ad alcuni nessi cromatici estremamente interessanti, veniva finalmente alla luce. Quindi ecco, assieme a tutte le altre grandi protagoniste dell'arte contemporanea, a tutte le altre grandi protagoniste della letteratura, per esempio italiana, contemporanea, che abbiamo già citato ampiamente, la Lalla Romano, l'Alda Merini, che hanno davvero irrorato di bel nuovo la stoffa della espressione linguistica e letteraria italiana. Qualcuno addirittura ha scritto anche in lingua dialettale, al sud, qualcuno anche al nord. La capacità femminile di riuscire a rappresentare situazioni, forze, enigmi e volontà è eccezionale. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. E non c'è bisogno di scomodare il patriarcato, la polemica sul patriarcato e la proposta di un nuovo matriarcato. No, state tranquilli, state tranquilli. L'intelligenza non è direttamente politica. L'intelligenza si accosta alla verità senza traumi e senza falsi pudori. Vogliamo venire adesso alla questione dei Maranza? Che giorni incredibili, quelli di fine febbraio. Su tutti i social, in particolare TikTok, sono imperversati annunci di un viaggio punitivo, una sorta appunto di Strafe Expedition, spedizione punitiva
dei cosiddetti Maranza nei confronti del popolo italiano del sud. I capi Maranza, questa singolare macrocomunità ereditata dagli anni '80 ma sviluppatasi ora sulla base dell'arrivo cospicuo di extracomunitari, soprattutto africani, appunto ha deciso di esercitare una sfida nei confronti del Sud. Adesso vedremo cosa succede per la partita Napoli-Inter, ma si parla di arrivo così preannunciato di Maranza a Napoli, a Bari, a Reggio, in Sicilia, perché mentre al nord i successi sono stati già rilevanti, di varia forma e di varia natura, dal punto di vista dei Maranza naturalmente, cioè presenza nelle piazze, minacce varie, legittimazione della protesta contro le forze dell'ordine. Al sud questo non è ancora accaduto, probabilmente per una resistenza, una forma di resistenza. Ma quello che è stato appassionante è proprio il dibattito, per usare un eufemismo, insomma, la controsfida attuata sui social da molti cittadini del sud, soprattutto napoletani, ma ho visto anche molti calabresi e siciliani, qualche pugliese, che rispondeva alla provocazione, sostenendo che venissero pur giù i Maranza ad assediare il sud, ma dicono al sud: noi siamo pronti a resistere, perché vogliamo difendere le nostre tradizioni, i nostri valori e soprattutto i nostri figli. Sui social qualcuno mostrava addirittura delle fosse dove sarebbero stati, spiace parlare di queste cose tristi e violenti, sarebbero stati definitivamente tumulati i capi Maranza. Io non so come reagire di fronte a questo mondo convulso che si è venuto appalesando negli ultimi 10-20 anni, soprattutto attraverso i social. E vorrei capire se poi nella realtà il mondo virtuale è destinato a tradursi in qualcosa di reale o rimane a livello puramente virtuale. Ma se così fosse, comunque non verrebbe meno il principio della sfida e della guerra, tenuto conto che oggi come oggi sicuramente si può ferire anche con le parole e con i video. È un intreccio incredibile, naturalmente, perché secondo taluni si tratterebbe soltanto di una minaccia per mostrare i muscoli e far vedere che i Maranza possono fare tutto quello che vogliono, naturalmente. Non aspettatevi da parte mia delle inutili maledizioni che potrebbero far parte, per chi non ascolta bene questa radio, di alcuni spunti tipici, insomma, di una visione negativa dell'immigrazione. No, non è questo il punto. Io vorrei cercare di capire sul piano socioculturale dove stiamo andando, perché io sono cresciuto negli anni 70, quando ero un ragazzo, in mezzo alle contestazioni di piazza e magari, perché no, a certe manganellate, non le provocavo io, insomma, le vedevo, manganellate fra estremisti di destra e estremisti di sinistra. E francamente immaginare 40-50 anni dopo che ci sarebbe stata invece una sorta di discesa di ispirazione garibaldina, a questo punto non lo so,
dei Maranza verso il sud per riuscire a redimere una terra che viene ritenuta ostile ai valori, presunti valori da parte loro dei Maranza, sarebbe stato improponibile, pensabile. Anche attraverso la fantasia più galoppante, mai mi sarei immaginato questa cosa, naturalmente. Certo, colpisce questo orgoglio del sud. Colpisce perché al nord non è che non esista, ma si manifesta in maniera diversa. Quando sentite queste battute, appunto, difenderemo con i denti i nostri figli e potrete usufruire solo del biglietto di andata perché non riuscirete a ritornare al nord, cari Maranza, si ha la sensazione, appunto, di quanta rabbia stia covando la società del terzo millennio. Rabbia, rancore, perché riemergono istinti atavici. Riemergono istinti atavici che sono legati evidentemente al gioco sottile tra volontà di integrare, di fluidificare, di uguagliare, eccetera, eccetera, e una forma di reazione che si rifà appunto a distinti ancestrali e che non può fare a meno di essere usata nelle conversazioni anche con lo smart telephone. E quindi siamo attenti a quello che sta accadendo. Sono giorni particolari anche per quello che sta succedendo al Papa, la tensione e sul fronte della guerra, la diplomazia che cerca di risolvere la guerra ucraina, quindi sono giorni al fulmicotone sul piano della tensione e dell'attenzione. Come uomo di cultura io non posso non registrare una scena inedita, una scena mai prevista. Abbiamo detto che potrebbe risolversi molto male, naturalmente, ma che è poi il frutto anche, questo lo devo dire, di un progetto assurdo, di volere pianificare tutto a livello di melting pot e in modo tale appunto che siano tutti uguali, che non ci siano più differenze, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno sta sfruttando quest'ondata, se sono veri i proclami e non soltanto intimidatori dei Maranza. I Maranza si appropriano di un linguaggio precedente usato per esempio anche da alcuni guru dei social come Roberto Parodi, che effettivamente si rifà comunque a una visione giovanile anni '80 dove c'erano i Sambabilini, ecco, gli skinhead, i primi Maranza, che ovviamente non potevano essere extracomunitari. Questo fatto ci fa ritornare su un piano che in questo momento sta diventando dominante, il piano linguistico. Il piano linguistico. Sapete che cosa sta succedendo anche all'Università di Bari? C'è stata una proposta appunto di parlare un nuovo linguaggio italiano che nei saluti, nelle relazioni, nelle conferenze deve usare dei termini completamente diversi, quindi sono aboliti i plurali maschili. E poi avete sentito anche la questione dell'inno, ne abbiamo parlato, la contestazione dell'inno italiano, abbiamo parlato la volta scorsa con Gulisano. Sul piano linguistico, la riappropriazione di un termine come Maranza è estremamente significativa perché ci dice che comunque i nuovi arrivati vogliono inserirsi all'interno di una dinamica politica pregressa. Cioè noi in fondo siamo, dicono loro, i capi Maranza, noi siamo quelli che ereditiamo la vera contestazione, ecco, degli anni '80 di una società pasciuta, evoluta da Paninari, che comunque presentava già delle contraddizioni. E quindi in nome di questa eredità noi contestiamo non solo le forze dell'ordine, ma anche i vostri valori tradizionali, specialmente quelli del Sud, che non possono essere proposti anche a noi perché noi abbiamo altri valori.
Da qui appunto un incredibile braccio di ferro che sta travagliando questo passaggio di società del primo quarto di secolo e che sta sfornando, complice naturalmente tutto questo mondo digitale inedito da poco, insomma, e sta trasformando la vita, le cose, la realtà. Quindi non abbiamo da sorprenderci più di nulla, questo è chiaro. Dobbiamo capire fino in fondo, ecco la riflessione di oggi, fino a che punto il virtuale batte il reale. Perché se poi non seguirà nulla, il che sarebbe un bene sul piano dell'ordine pubblico, della pace e della tranquillità, al di là dei rispettivi proclami, noi avremo comunque un risultato che è l'intimidazione prodotta, quindi una forma di potere prodotto da Imaranza. Si badi bene, Imaranza non ce l'hanno con il governo, no, i capi Maranza quando parlano sui social non è che stiamo parlando male del governo Meloni, cioè, no, ce l'hanno con la nostra società, che per certi aspetti non riesce ad adeguarsi a quelli che sono i valori che evidentemente vengono importati da loro o dal grosso di loro, a cui si accoda peraltro anche una minoranza di persone italiane di nascita e di origine italiana che vedono di buon occhio questo modo di affrontare, questo nuovo modo di affrontare la realtà. Il tutto poi in un ribollimento epocale che voi conoscete naturalmente, che riguarda appunto il gender fluid, il rapporto fra uomo e donna, che è palpabile sui social in maniera proditoria, oserei dire oggi come oggi. Quindi se è vero che dal 1860 cioè da Quarto dei Mille e lo sbarco in Sicilia non c'era mai stata nulla di questo genere, i nuovi Maranza vogliono riunificare l'Italia. In nome di che cosa? In nome di una visione che non è italiana esattamente, ma che provenendo appunto da mondi, da origini, da radici ancestrali estere, tra il religioso, il culturale, il neolinguistico, eccetera, eccetera, vuole dare un taglio, ecco, a certe cose e a certe realtà. Certo, l'orgoglio del Sud è impressionante, naturalmente, è qualcosa che stordisce e fa ammirare. Questo me lo concederete, no? Da Radio Libertà, che certamente non vuole istigare, ci mancherebbe altro, il popolo tradizionale endogeno del Nord così a rispondere con la stessa chiarezza e con la stessa forza. Non è neanche più tempo di sfide vero radicali questo, ma di passi diplomatici pur fieri nella loro volontà primaria. Ma è chiaro che il linguaggio che è stato adottato al Nord fino adesso e quindi la modalità con la quale si è risposto alle provocazioni di Maranza non è riuscita a passare. Quindi andrà trovata un'altra modalità, un altro modo di essere, un altro modo di fare. Se non vogliamo che le nostre città, parlo qui di Milano, di Firenze, di Bologna, di Torino, di Genova, di Venezia, si trasformino in Bruxelles e in Parigi. Penso che noi non lo vogliamo, vero? Perché abbiamo una grande cultura da difendere. Un grande Manzoni, cristiano o esoterico che sia, un grande Dante, cristiano o esoterico che sia, un grande Leonardo, cristiano o esoterico che sia. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. Adieu.